Buine sere, ben chiatazza a Gnovis. 6 persone tra bracconiers, arlevadors e commerciants sono stati denunziati dai carabinieri forestali ai fini di una maxi investigazione per traffico illegale di volati salvadis. Le investigazioni, concentrate tra Marchis, Emilie Romagne, Friuli Vignesi e Giulie, hanno portato a scuviarsi un traffico di uccelli di reclam di vignince illegale. I volati avvenivano inchiappati in nature di lungo dal periodo di desmigrazione, per dopo essi regolarizzati con la posizione di anei alterati, di spesso per altri ferenti anche gli uccelluzi per fissaio. I bracconiers, domentune ignotade, potevano inchiappare decine di volati vindiu dopo a cifris unevore altis. Incidente stradale grave in Acquatria e al tece di San Stin di Livence che poteva avere conseguenze disastrose. 5 i mieci restati coinvolti in tale incidente con 3 camion. Un dai mieci passanza la da dentro quel che lo precedeva sbandante colpin la barriera isole di traffico con tante fuarce di sburtale in te chiarezzade opposte. Feriti il conducente al camion, restati inchiastrati tra e la Marines. A di lungo l'autostrada gli era stata bloccata in tutti le direzioni, viers Vignesi e pai camions incidentati e viers Trieste per barriere e isole di traffico tal miec de strade. È in condizioni gravis, un uomo di 76 anni è restato ferito a une gambe queste mattine intanto cagliere da ura doprà une motosè in tai box a Budoie. L'uomo l'ha domandato aiuto a un parin che l'ha chiamato il 112. L'infermier de sale operative de Sores ha guidato al telefono il parin pai tamponamento ferite fin a arrivare dal personale sanitario. L'uomo di 76 anni è stato portato dopo all'ospedale Sante Marie da Iagnui. A chiati in un match di clubs a Tiere e gli entri in te chiase di 2 anziani e a robin 500 euro in contanza. Le è successa a San Juan dal Natison, dove che une cubie anziane e ha perduto gli propri clubs di chiase, che a tanti li sfur qualche dis dopo a Tiere davanti le proprie abitazioni bottinate dall'Aris. I malviventi che si erano imparonati de sclavs hanno approfittato delle assenze dai parons e hanno rubato le abitazioni 500 euro. Prima di schiampare però hanno tornato gli sclavs agli anziani, lasciandoli sfur de chiase. Ido non hanno potuto fare altri che denunziare la rubaria ai carabiniers. Arresto è confermato per domani il siopar de siglis sindacals dal trasporto pubblico locale. I iscritti a UGL e USB domani a Udine siopareranno tutte la giornata, intanto che a Pordenone e Trieste autobus fers dome desnufa e Tredis. La regione IRE ha ricevuto un confronto con TPL dal Friuli Vignesi e Giulie che gestisce il trasporto su Gome e le 4 società provinciali. Sotto accuse de bande dai sindacati, lis pais massebassis a pet de chiame di lavoro e la poche sicurezze, vioduzzi tanti episodi di violenze contro il personale al lavoro sui mieci pubblici. A legge di stabilità si zontaranno 24 milioni di euro. Il pacchetto di emendamenti è stato zontato, che nus sclarisse l'assessore regionale Barbara Zilli, appena prima che la stabilità arrivasse in tes commissions. Dopo il loro parere positivo arriverà in Consiglio regionale. Vi portato un pacchetto di 24 milioni di euro di emendamenti ulteriori, è importante alle per non continuare in davanti prima dall'aula col ciri di perfezionare un po' la manovra lì che anche mo mancava in das risposte se era necessario darli, in particolare vi pensate a sicurezza che di sé anche mo di poi tenude in costante attenzione dai nostri flums, quindi contribuisce ai comuni far metti a posti argins dai flums e das rois e dopo anche e vi pensate ai grandi events
i pensi in particolare alla Dunada dei Alpins, che si tignarà a Udin, che sta in Cuven e che è un'occasione di livello nazionale per promuovere questi territori. E dopodiché anche vi dato una mano ai comuni che hanno bisogno di risorse in termini di liquidità per poter realizzare i cantieri dal Plan Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è un'opera importantissima e straordinaria su tutto il territorio che ha di portare alla crescita da nostre comunità. E come spazi alle rubriche settimanali Novis dal Mondo. Virzin che sta appuntamento di Novis dal Mont di Viene. L'atelier Nuela ha ospitato un momento di pre-nadalin dal Fogolar Furlan di Viene e de Austrie, una chiaf Dania Driutti. Ospite dal Fogolar all'estate Simon Emili Di Betta, travel blogger di Nimis, in art Milio Mille Miglia. Di Betta l'ha presentato il suo primo libro che conta il viaggio in biciclette traverso l'Italia fatto l'anno passato e ha immaggiato presenza con la storia dal suo ultimo viaggio, in percorso lungo il Chiamin di Santiago. Partì di Nimis, è arrivata a Pit e in solitarie a Finisterre, il pont più occidentale d'Europa continentale. Presenta e serade anche l'ambassador d'Italia a Vienne, Stefano Beltrame, che l'ha celebrato insieme coi presenze che più picciola aderente al Fogolar, Anita, fie di Riccardo Venturini, originari di Remanzas. Movinsi cumò in Friul a Spilimberg, dove è scominciato il corso di introduzione a art dal mosaic, arrivato alla 11ª edizione. Protagonisti dal corso però sono vozovins di origini furlane che avvengono di Argentina, Europa, Brasile, Sudafrica e Uruguay, che per 52 ore impareranno le basi delle arti musive e avranno la possibilità di visitare la nostra regione e conoscere i paesi di partenza dai loro nonnos. A presentare il corso sono gli stessi voti partecipanti di là dal presidente Stefano Lovison. Allora, buongiorno a tutti. Finalmente, dopo 2 anni che si sta fermo causa la pandemia, si è arrivato a organizzare il corso di introduzione all'arte musiva organizzato dall'Ente Friuli del Mondo su un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sinchi alla Scuola Musicisti del Friuli e io volevi presentarvi intanto il maestro Mohamed che insegna a chi più nostri rappresentanti dai focolari di tutto il mondo. Grazie, sono Mohamed e vengo da Udin. Io sono Nicolás Carolo dal Fogolar Furlan da Santa Fe, Argentina. Io sono Elis Carolina del Fogolar de Montevideo, Uruguay, Mandi. Io sono Jonas del Turco dal Fogolar Furlan di Belgio, Mandi. Io sono Francesca Cockcroft di Fogolar Furlan di Città del Capo, Sudafrica, Mandi. Ciao, sono Bianca Bassanaita Fazul del Circolo Friulano di Santa Maria, Brasile. Ciao, io sono Leandro Ionghi del Circolo Friulano di Santa Catarina, Brasile. Ciao, io sono Alessandrina Filippusi del Fogolar Furlan dall'Argentina, Buenos Aires. Mandi! E perché stasera alle 2, Novis al torne domani sera. Buone serate e mandi.